Amici di Radio Angheste, buon fine settimana. Siamo con Elisabetta dalla Proloco di Cervignano del Friuli. Elisabetta, ben ritrovata qui in Radio Angheste. Buonasera a tutti quanti, grazie. Elisabetta ci parlerà di una bellissima iniziativa di Natale a Cervignano. Cervignano del Friuli, una bellissima cittadina della Bassa Friulana, storica per mille motivi, ma anche bella da frequentare e da vedere. Ma Natale a Cervignano, che cos'è? Natale a Cervignano è sempre stato un punto di incontro tra le persone che si spostavano da un paese all'altro, perché Cervignano ha sempre proposto tanto per Natale, vuoi la pista di pattinaggio, vuoi le iniziative delle varie associazioni. Cervignano negli anni ha dato veramente tanto, concludendo col Capodanno, coi fuochi, che è sempre stato un grandissimo successo, per arrivare alla Befana. Quindi Natale a Cervignano è sempre stato importante e punto di riferimento per la Bassa Friulana. Un'iniziativa che ha sicuramente l'interesse di coinvolgere più gente possibile. Come nasce questa iniziativa di Natale a Cervignano e naturalmente quali sono gli obiettivi? Il Natale a Cervignano è nato ovviamente da una stretta collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'associazione dei commercianti, la Proloco, e alcuni commercianti avevano voglia di proporsi, di mettersi in gioco e soprattutto di essere supportati, perché vuoi il periodo, in questo momento il commercio volge a qualche difficoltà. Quindi nasce questo progetto di collaborazione, di dare non creare degli eventi specifici, perché ovviamente tra DPCM e assembramenti vari non si può radunare la gente, no, ma dare un segnale importante alle persone che Cervignano c'è, il commercio e i servizi a Cervignano ci sono, continuano ad andare avanti, ristoranti, concessionarie, agenzie di viaggio, tutto all'insegna del regalo. Facciamo il bel regalo, perché il Natale è questo, pensare agli altri e regalare qualcosa agli altri. Quindi Cervignano offre l'opportunità di acquistare, di fare un servizio in più alle persone a noi care. Quindi nasce l'idea dei tuoi regali a Cervignano, i tuoi regali di Natale a Cervignano, perché Cervignano effettivamente ha tanto da dare e quindi qua si trova tutto praticamente, certamente. Il Natale a Cervignano dove si svolge? Tutti, o meglio, chi conosce, c'è la piazza, c'è via Roma, ma ci sono anche tante altre vie, tante altre borgate, c'è il Lungausa, per esempio il fiume. Come si svolge? Nel senso, c'è un'area definita oppure no? Oppure uno arriva a Cervignano e va nel suo negozio di fiducia, oppure va a conoscere un negozio, un'iniziativa, un'altra cosa, un po' come si sviluppa? Allora, praticamente diciamo che tutta Cervignano viene circoscritta da questo bel progetto, quindi non esiste solo la via Roma piuttosto che la piazza, ma anche la periferia. Pensiamo alle frazioni che hanno negozi, bar, ristoranti, e tutti offrono la loro disponibilità affinché questo progetto dia il meglio di sé, perché alla fine la gente viene a Cervignano e vuole un sorriso, vuole una disponibilità del negoziante, che ovviamente un'umanità, ecco, parliamo di umanità, del rapporto tra negoziante e cliente. Quindi chiunque può girare per Cervignano dalla via Garibaldi, Largo Oberdan, via Aquileia, e trovare i negozi o i servizi che più gli aggradano, sempre disponibili a questo progetto, ecco. Quindi tutta Cervignano, con le frazioni comprese, conglobata dentro questo progetto. Ci immaginiamo una cittadina, una situazione di negozi, di vie sicuramente addobbate, sicuramente preparate per il tema natalizio. Non ci saranno eventi ovviamente per ovvi motivi di ordinanze, ma la domanda è questa: i commercianti quali iniziative invece adotteranno all'interno dei propri negozi? È naturale che chi venderà i suoi vestiti continuerà a venderli, chi fa le confezioni di Natale continuerà a proporle, eccetera, eccetera, ma ci sono anche altre iniziative magari originali all'interno per attirare, no? Un po' il pubblico per arrivare a Cervignano. Certo, ogni singolo negozio, come dicevi tu, ha la sua tipologia di prodotto, di merce, quindi svolge queste settimane, queste giornate al Natale nel proprio interno.
Ci sono negozi che promuovono la loro attività, tipo dei bar, dei ristoranti, piuttosto che un negozio. Quindi il cliente arriva in negozio, assaggia, c'è questa degustazione e quindi può scegliere il prodotto. Ci sono le scontistiche, le promozioni, ogni negozio cerca di dare un qualcosa in più, quindi promuove con delle scontistiche, con dei premi, dei punti da poter regalare al cliente. E i commercianti si sono addobbati a festa, questo lo possiamo dire bene, tra vetrofanie e alberi di Natale, allestendo le vetrine veramente come un Natale speciale, perché questo comunque non solo per gli adulti ma anche per i bambini deve essere il Natale di sempre. Quindi c'è il Babbo Natale, c'è l'elfo, c'è la fatina, c'è di tutto. Le luminarie sono state aumentate quest'anno, il fiume Ausa ha delle stelle bellissime che si appoggiano sull'acqua e le vie sono allestite con veramente delle luminarie speciali quest'anno, quindi ringraziamo l'amministrazione comunale per questo. Beh, sicuramente molto lavoro nelle scorse settimane, nei scorsi mesi per organizzare tutto questo. I nostri complimenti, i nostri migliori auguri. Ora siamo in chiusura e chiedo alla Proloco, nella veste della presidente che abbiamo qui con noi, con te Elisabetta, un bel messaggio per Natale a Cervignano, ma anche un bel messaggio di Natale per tutti gli amici, ovviamente, perché come hai detto tu questo deve essere il Natale speciale dopo un anno incredibile, sembra quasi un film. Qual è il messaggio che dà la Proloco di Cervignano? Beh, la Proloco innanzitutto fa i migliori auguri a tutti quanti e invita a venire a Cervignano perché veramente merita. E merita non solo per vedere le luminarie, ma merita veramente entrare nel negozio, vedere la disponibilità delle persone e l'umanità che c'è. Quindi invitiamo tutti a venire a Cervignano perché questo Natale è veramente particolare, ma è il solito Natale, è il Natale che viene ogni anno col Capodanno e l'Epifania. Quindi le feste non si dimenticano, non devono essere messe nel cassetto, bisogna festeggiare. Vicini, lontani, via web, in qualsiasi modo, ma festeggiamo perché veramente ce lo meritiamo e i nostri cari se lo meritano. Quindi la Proloco augura a tutti un buon Natale, buone feste e speriamo in un 2021 alla grande proprio. Elisabetta, noi ti ringraziamo, porta i nostri ringraziamenti naturalmente anche alle altre associazioni che hanno collaborato con Natale, per Natale a Cervignano e anche all'amministrazione pubblica. Noi ovviamente anche noi ti auguriamo buon Natale, buone feste. Grazie ancora. Grazie.